È molto provato e desidera parlare con il figlio. Il detenuto in questione è Renato Boraso. C'era anche lui tra i carcerati incontrati dalla delegazione di consiglieri regionali e dalle associazioni radicali veneti durante la visita alla casa circondariale di Padova. L'ex assessore del comune di Venezia è in carcere da luglio per corruzione nell'inchiesta che ha travolto Ca' Farsetti. Boraso, in attesa del pronunciamento del Tribunale del riesame per l'attenuamento della misura cautelare in carcere, sta aspettando anche di poter comunicare con il figlio. A parlare con Boraso è stato il consigliere regionale padovano Arturo Lorenzoni, che ha descritto così l'incontro. Io ho fatto proprio richiesta al direttore di poter incontrare l'ex assessore Boraso e devo dire che è stato un incontro dal punto di vista umano molto toccante. Io sono ovviamente entrato nella questione diciamo così, dei fatti e delle ragioni che l'hanno spinto qui dentro, però ho trovato una persona provata dal punto di vista umano e sento vicinanza per la difficoltà di poter comunicare con la famiglia, di poter anche esprimere la propria versione dei fatti. Mi auguro che presto abbia l'occasione di dialogare con gli inquirenti e soprattutto di poter riallacciare un rapporto con la famiglia, perché al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare, io credo che questo dal punto di vista umano sia veramente una prova molto forte.